Allora, l'obiettivo del mio intervento è di fornire alcune riflessioni, alcuni spunti sul processo di valutazione del progetto Psicologi del Territorio che si svolge nell'ULSS di Belluno. Siccome è un progetto che è da 6 mesi che è attivo, è un progetto che è in progress, anche le valutazioni e le riflessioni che riporto io sono riflessioni che sono in progress. E mi piace pensare che queste riflessioni che porterò siano intese come diceva il professor Santinello, no? Come stimoli per una gestione, una maggiore capacità di governo del programma, più che un'acquisizione di risultati parziali attualmente raggiunti. Ecco, il mio intervento si divide in 3 punti. Io analizzo, fra tutti i dati che ho raccolto, che abbiamo raccolto nel processo di valutazione del progetto, ho estrapolato 3 punti sui quali voglio fermarmi. L'accesso al servizio di psicologia, la relazione dell'invio fra medico e psicologo e la domanda di salute espressa dal paziente. Ma prima questi sono i 3 punti che affronterò, ma prima di entrare brevemente due parole sul contesto all'interno del quale avviene questo tipo di sperimentazione. Stiamo nella provincia di Belluno, voi vedete di sopra l'ULSS numero 1 di Belluno è divisa in 3 distretti, io qua non vedo bene i colori ma mi auguro che ci sia. Sì, evidenziati. Allora, il colore viola è il distretto di Belluno, il colore giallo è il distretto di Agordo, il colore celestino è il distretto di Cadore. Attualmente il progetto si sta sviluppando nell'area del Cadore, dovrebbe interessare più avanti anche l'area dell'Agordino. Qual è l'obiettivo di questo progetto? Ovviamente l'obiettivo è di aumentare lo stato di benessere della comunità, della popolazione. E come si fa questo? Qual è la strategia fondante? La strategia fondante è quella di operare ampliando e migliorando i processi di integrazione fra le figure sociosanitarie del territorio. E quindi parliamo di medico, parliamo di psicologo e assistente sociale. Quali sono le azioni che vengono fatte per fare questo? L'azione messa in atto è quella di attivare dei punti di accessi ambulatoriali distribuiti nel territorio. L'obiettivo è di arrivare a 6 punti di accesso ambulatoriali che coinvolgono un'area che interessa 21 comuni. Attualmente, dopo 6 mesi del progetto, sono riusciti ad attivare 3 punti di accesso ambulatoriale con un coinvolgimento di 13 comuni. Cos'è che caratterizza questo progetto e lo differenzia? Lo differenzia dal progetto che avevamo sentito prima presentato dal dottor Micheletto e lo differenzia anche dal progetto che verrà presentato successivamente. Sono 3 punti. Il primo punto è una alta ed intensa relazione di rete fra le amministrazioni comunali, le quali, proprio perché si trovano anche a vivere e a lavorare in un territorio particolarmente geograficamente a volte disagiato, trovano nella loro coesione, nella struttura di rete, una risorsa molto importante. Il secondo punto sono i fonti di finanziamento. Il fonte di finanziamento attivati per questo soggetto è una fonte di finanziamento integrata, nel senso che c'è una fonte di finanziamento pubblica, nel senso che i comuni partecipano con i propri contributi, e una fonte di finanziamento privata, utilizzando anche degli sponsor locali, che è fornita dalla cooperativa KCS che gestisce e coordina da un punto di vista amministrativo il progetto. Terzo punto che riguarda il ruolo dell'USL. L'USL in una conferenza stampa del 10 giugno dell'anno scorso, si sarebbe stato un po'... non c'eravamo, del 2014 si definiva come un agente che forniva il proprio patrocinio, però diciamo dire patrocinio è dire un po' sottovalutare l'intervento dell'ULSS, nel senso che l'ULSS nella persona del direttore dei servizi sociali e del coordinatore dei distretti sociosanitari si stanno spendendo molto affinché questo progetto proceda, funzioni, e stanno lavorando per sciogliere tutti quei nodi che l'attivazione di questo progetto porta e comporta. Coordinamento del progetto, coordinamento scientifico del progetto, la dottoressa Maia Milena. Ecco, allora entriamo nei 3 punti che
ho deciso di prendere dall'insieme dei dati valutativi che ho raccolto e sui quali fare alcune riflessioni. Il primo punto riguarda l'invio che viene fatto dal medico di medicina generale al servizio di psicologia. Popolazione interessata, la popolazione che noi abbiamo è che di 154 utenti la valutazione è aumentata, adesso siamo arrivati a 178, io mi fermo ai 154 di cui ho le schede sulle quali ho fatto delle elaborazioni. È rappresentato da un 70% di popolazione adulta, cioè adulto dai 25 ai 64 anni, 18% dai 65 in su, anziani, e giovani fino ai 24 anni. Questi utenti sono quelli che sono arrivati al servizio di psicologia. Adesso qui, sì. Com'è stato l'invio, l'accesso? Se noi guardiamo questa torta, vediamo che l'accesso ha 3 origini differenti. Abbiamo un 57% degli utenti arrivati al servizio di psicologia sono stati inviati dal medico di medicina generale. Il 39% è un accesso spontaneo, il 5% è un invio fatto da soggetti significativi da un punto di vista istituzionale, parliamo dell'assessore, del preside, dal sindaco, ma che non hanno una valenza sociosanitaria. Questo dato che cosa ci dice? Questo dato mi sembra che dia 2 informazioni molto interessanti. La prima informazione, questo 39%, mi dice che il servizio di psicologia ha trovato e ha dato una risposta a un bisogno che esisteva nel territorio, perché un 40% di accessi spontanei significa che c'era un bisogno presente e che in qualche modo ha trovato l'occasione di questo servizio per chiedere una risposta alle proprie difficoltà, ai propri disagi. L'altro indicatore, il 57%, ci dice un'altra cosa ancora, ci dice che il medico di medicina generale del territorio crede a questa iniziativa, cioè 6 persone su 10 sono state inviate dal medico di medicina generale, quindi vuol dire che il medico ci crede e vuole partecipare a questa sperimentazione non solo con intendimenti, con dichiarazioni di intento, ma anche con azione attiva di invio. Ma la domanda è, che tipo di paziente è questo qui? Allora, abbiamo chiesto ai pazienti, abbiamo fatto una domanda. Nel mese precedente, al momento in cui veniva somministrato il questionario, quante volte hai bussato alla porta all'ambulatorio del medico? Questo tipo di domanda ci ha permesso di costruire 3 gruppi. Un primo gruppo dove abbiamo quelli che non sono mai andati a bussare dal medico, un altro gruppo quelli che sono andati 1 o 2 volte e un terzo gruppo che sono andati da 3 a più volte. Abbiamo incrociato questi dati con l'accesso e abbiamo trovato questo risultato. Cosa emerge da questo risultato? Emerge che l'influenza del medico di medicina generale è del 33%, cioè nel caso di persone che non accedono al suo ambulatorio, riesce a influenzarle solo il 33%, cioè 1 su 3. Per quanto riguarda gli altri accessi, vediamo che la sua influenza è costante, mediamente uguale, 63-60%. Questo è un dato paradossalmente interessante e direi positivo. Perché positivo? Perché io ero rimasto ancora ai tempi in cui avevo approfondito lo studio di questa problematica e gli studi di Balit, in cui era nata l'ipotesi che l'invio eventualmente a un supporto diverso nasceva dal fatto che il paziente continuava ripetutamente a bussare alla porta del medico e non trovare una risposta adeguata. In questo caso questo ci conferma che l'invio del medico non è assolutamente connesso alla frequenza, se è bassa o se è alta. Quindi è un invio che è determinato da altri fattori e questo mi sembra un aspetto molto, molto significativo e molto valido da tenere presenti. Passo ora al secondo punto. Il secondo punto riguarda l'efficacia di questa relazione, di questa iniziativa di rapporto fra medico e il servizio di psicologia. Noi abbiamo fatto, ai nostri pazienti abbiamo fatto le domande che toccano 3 aree. Toccano l'area della famiglia, l'area dell'invio e l'area del progetto di cui loro fanno parte.
l'area della famiglia. Abbiamo chiesto se la loro famiglia è a conoscenza di quello del loro stato di salute. Diciamo che certamente quasi il 76% dice sì, i miei familiari lo sanno. Non possiamo dimenticare che 1 su 4 dice la mia famiglia non sa assolutamente niente, io non parlo del mio stato di salute con la mia famiglia. Abbiamo una fiducia nello psicologo da parte della famiglia, del clima familiare del 70%. Quando parlo di famiglia intendo l'idea condivisa del nucleo familiare sull'opportunità di un percorso o di un altro. Quello che è interessante è che la posizione del nucleo familiare mostra una stessa valenza sia nell'accompagnare il proprio congiunto del medico sia accompagnarlo dallo psicologo. Passo al secondo punto che vado a considerare, riguarda la questione dell'invio. L'invio è l'aveva detto anche la dottoressa, non mi ricordo il nome, Maria Grazia, lei, aveva parlato dell'impegno, della difficoltà del processo dell'invio. Noi tutti sappiamo quanto importante sia sviluppare e formulare un invio in modo corretto affinché questo invio abbia efficacia. Allora, noi sappiamo che il medico di base nel momento in cui accoglie il proprio paziente fa una valutazione biologica, dopodiché fa una valutazione e vede se è opportuno e in che modo è opportuno e in che forma magari utilizzare il supporto di un servizio psicologico per accompagnare il paziente, per farsi dare una valutazione, per avere delle informazioni. Ora, tutto questo processo valutativo e di riflessione che fa il medico rientra nell'ambito della sua intenzione comunicativa e nel momento in cui lui va a parlare con il proprio paziente e gli dice guarda che io vorrei mandarti, il paziente può sia interpretare, assegnare un significato positivo a quello che gli viene detto, come assegnare un significato negativo. Potrebbe anche pensare il medico è stufo di me, non ne può più perché lo vengo sempre a trovare, gli rompo le scatole, questo qui trova l'occasione giusta per mandarmi via e mandarmi da qualcun altro. È chiaro che una diversa assegnazione di significato all'invio produce un effetto differente al risultato e all'efficacia dell'invio stesso. Qua nella valutazione che noi abbiamo avuto diciamo che c'è una valutazione molto positiva, molto alta sul fatto che l'accesso al servizio di psicologia continui la cura iniziata con. Una valutazione alta, non mi sento abbandonato, quindi anche l'invio non è un abbandono da parte del medico che è il mio punto di riferimento, la considero un'opportunità. E l'ultima cosa che trovo interessante, sulla quale vorrei spendere un attimo una battuta, è il fatto che vorrei che si parlasse del mio caso. È come se in qualche modo ci fosse una richiesta da parte del paziente di un processo di integrazione. Forse di un processo di integrazione visibile, perché può esserci un processo di integrazione fra i due operatori, magari ma lui non lo vede, non ne coglie i significati di questo momento di scambio e di confronto fra questi due soggetti che in qualche modo si stanno occupando del suo stato di salute. Ecco, vado avanti, se sbaglio sempre la freccetta. Le esperienze pregresse, abbiamo chiesto quali sono le sue esperienze pregresse. Allora, la nostra popolazione dice, è una popolazione di 154 persone, quindi con tutti i limiti di questa popolazione, il 98% ha già avuto rapporti con lo psicologo, però il 42% ha avuto un effetto positivo. Quindi diciamo che il fatto che abbia dei risultati positivi o negativi vedremo che incide fino a un certo punto. Infine, come valuti questa iniziativa? E la valutazione è che è un'iniziativa importante ed efficace, cioè sia importante perché finalmente si prende in considerazione questo tipo di offerta di salute, e efficace perché può portare dei risultati. Il punto è, adesso che ho raccolto tutti questi dati, che cosa me ne faccio? E allora ho pensato di prendere queste valutazioni e fare un'analisi fattoriale di tutte queste risposte e vedere che cosa può favorire o può migliorare una relazione positiva e quindi favorire un processo di invio che abbia un'efficacia e un risultato positivo fra il medico e il servizio di psicologia. Ho rilevato 3 fattori. Il primo fattore, quello che pesa di più, è dato da 2 idee. Questo è molto interessante, che l'invio funziona bene se il paziente da una parte condivide, ha
l'idea che la sua famiglia sia d'accordo, quindi il suo contesto di riferimento. Quando parlo di famiglia intendo il sistema di persone significative per la persona. Quindi il suo contesto di riferimento sia favorevole a questo tipo di accesso, di processo, e che l'invio sia un ampliamento del percorso di cura. Se esistono queste due idee, se ci sembriamo è questa e quella, quindi abbiamo un indicatore positivo che il processo di invio possa andare a buon fine, cioè che la persona prenda appuntamento con il servizio di psicologia e che si dimostri disponibile ad accedere e continuare il percorso di lavoro con lo psicologo. Un secondo fattore che è emerso, quello in fianco è la varianza spiegata, quegli numeri che vedete in fianco. Un secondo fattore emerso è una pregressa esperienza positiva, cioè aver avuto già un'esperienza positiva con uno psicologo e che ha funzionato certamente aiuta ad accettare e considerare positivamente l'invio ad usufruire del servizio di psicologia. Infine, il fatto di pensare che questo serve a migliorare il processo di cura e quindi il processo di supporto psicologico integra il processo di trattamento farmacologico e inoltre che questo processo abbia una regia comune e condivisa fra questi due soggetti, fra il medico e lo psicologo. E qui ritorno su quello che avevo detto prima, che questa regia condivisa in qualche modo deve essere qualcosa che è visibile e percepibile dal paziente che usufruisce del servizio. Mi sembra di essere nei tempi. Arriverei ora all'ultima domanda, la domanda di salute espressa. Allora, quando io dico domanda di salute espressa, intendo il tipo di domanda, di bisogno espresso dal paziente, non la traduzione dello psicologo. Così come il paziente esprime e configura e descrive col proprio linguaggio, con la propria rappresentazione, il disagio che sta portando. E allora vediamo come io ho classificato, naturalmente le domande sono diverse, le ho raggruppate, quindi ho fatto una classificazione che deve essere una classificazione indicativa. Diciamo che nella domanda di salute espressa, al primo posto io trovo il disagio familiare. Io mi connetto alla relazione prima del dottor Micheletto, quando dicevano che il 48% erano problemi connessi al ciclo di vita della famiglia. No? Io non so se 48, così questa rilevanza così alta ai problemi connessi al ciclo della vita non siano anche connessi a difficoltà e disagi connessi alla vita familiare, al complesso della vita familiare. Abbiamo al secondo posto il 21% stati depressivi. Stati depressivi, io intendo una depressione reattiva, cioè connessa per esempio a un lutto, a una malattia personale o di un proprio congiunto, a una difficoltà del lavoro o a eventi che in qualche modo producono situazioni di problematiche. Al terzo posto abbiamo disagio di coppia, quindi conflitto di coppia, il timore della separazione, un disagio generalizzato, quindi altre forme di ansie, dipendenza. Grazie, ma io ci sto. Per quanto riguarda il disagio familiare, vi propongo questa suddivisione del disagio familiare, perché il disagio familiare è una classe di comportamenti e di difficoltà che possono essere suddivise. E quindi nel disagio familiare io ho inserito il 46% è dato dalle difficoltà che la famiglia ha con i figli, che viene presentata come un disagio familiare. Poi un 29% è un disagio familiare connesso alla difficoltà di supporto di un congiunto, per esempio la malattia di un congiunto. La relazione di stamattina sull'aumento delle malattie croniche degenerative, che aumenta il peso, come giustamente aveva detto il relatore, aumenta il peso e il carico della famiglia per gestire queste situazioni. Quindi quando parliamo del 30%, un 30% di supporto a un congiunto significa l'idea che la famiglia ha, della difficoltà e il timore che la famiglia ha di fronte a un problema che è quello di prendersi cura di un proprio familiare che vive una situazione estremamente grave e estremamente pesante. E infine il 25%
è conflitto generalizzato. Il conflitto generalizzato intendo il conflitto con il partner, con i figli, con la famiglia di origine, tutti quanti insieme, che è diverso dal conflitto nei confronti della coppia, dove il conflitto è ben chiaro che è verso il partner e magari le sue interferenze con la famiglia di origine, ma sostanzialmente verso il partner. In questo caso, nella famiglia, il conflitto generalizzato tocca più soggetti e tocca più soggetti e più ambiti generazionali. Ecco, mi sto avviando a questo punto alla conclusione del mio intervento e volevo dire che certamente i dati così presentati, questi tre dati, queste tre riflessioni che io ho fatto su questi tre momenti del processo di analisi della relazione fra questi tre soggetti, no? Che sono il medico, il servizio di psicologia, lo psicologo e il paziente, no? Confermano che la presenza di un servizio di psicologia nel territorio non è solo utile, è necessario. E confermano che è fondamentale, e questo è il mio punto di vista, è fondamentale un servizio di psicologia del territorio per la salute della comunità. Noi potremmo pensare, visto che dice il professor Santinello aveva presentato una ricerca del 2010, no? È da poco che c'è un certo movimento, un certo fermento sullo psicologo di base. Potremmo pensare che questo è un lavoro pionieristico. Io penso che dovremmo cercare anche in altre realtà, cercare anche in Europa, e le esperienze che in Europa sono state fatte rispetto al medico di medicina generale, un operatore che ascolta il proprio paziente e che decide di inviarlo ad altri operatori di altre competenze. Questo è un processo che ha una competenza, è un'esperienza pluriennale. A questo proposito io voglio presentare un libro di un autore che nel 2004, un libro che è stato tradotto in italiano, che entrerà nelle librerie giovedì o venerdì della prossima settimana, e che parla di come dal 2004 un team di psichiatri e medici del territorio hanno cercato di ampliare il loro modo di lavorare, integrando la loro competenza farmacologica, biologica, con delle competenze psicologiche, relazionali, in modo da definire meglio la domanda di disagio e formulare in modo corretto un invio a al collega competente. Quindi, e qua concludo, quello che noi stiamo facendo è fare un percorso all'interno di una strada già tracciata, e quello che dobbiamo fare è di cercare di raccogliere le informazioni che ci vengono da altri studi, da altre realtà che hanno già approfondito questo tema, e dobbiamo portare avanti questa nostra idea, questa nostra intuizione con determinazione e con coraggio.